Zafferano nasce nel 2001 dalla mia esperienza nel campo del vetro artistico, dopo che avevo fatto una cessione di una prima azienda costituita nel 1990, che è stata ceduta al gruppo Cassina alla fine del 2001. Zafferano è il simbolo un po' di quello che io volevo portare sul mercato. Dopo l'avventura nel campo dell'illuminazione non ho abbandonato il vetro, anche se ho continuato ad essere consulente della Cassina per quanto riguardava appunto il comparto vetro e illuminazione. Ho deciso di entrare nel mondo del vetro per la tavola perché essendo di provenienza veneziana il vetro per me è una grande passione, un grande amore, e il fatto di continuarlo ha rappresentato un bel successo per me. Comunicare con altre aziende è sempre positivo, avere la possibilità di mostrare la propria realtà, diffondere l'immagine della nostra azienda e trarre degli spunti anche dai colloqui, delle riunioni con altri imprenditori. Visitare Zafferano accende una luce su quello che è l'antico saper fare del Veneto, e cioè il mastro vetraio, verso il futuro, e cioè la perfetta coniugazione fra una ricerca spasmodica di design, una qualità assoluta sul prodotto, coniugata con un'internazionalizzazione che la proietta in tutto il mondo. Questa giornata formativa, avendo avuto modo di incontrare la Zafferano e di vedere le loro realtà, posso riconoscere che nel Veneto ci sono comunque personalità e persone che dedicano molto impegno nel loro lavoro e che riescono, in particolare nella Zafferano, ad unire quella che è la peculiarità, le caratteristiche tecniche e le conoscenze tecniche del lavoro, in particolare del vetro, unite a quelle commerciali, dando origine a una combinazione assolutamente vincente.